9 chili di marijuana nascosti in un pacco arrivato dalla Spagna. Immaginate la sorpresa del malcapitato, un 32enne moldavo che vive a Montegrotto Terme, quando si è ritrovato tra le mani lo stupefacente. Senza perdere un attimo, l'uomo ha chiamato i carabinieri che, giunti a casa sua, sono risaliti da una parte al mittente del pacco, dall'altra al reale destinatario della droga, un 32enne romeno che vive a Padova, che aveva lasciato al corriere la sua utenza telefonica. L'uomo è stato intercettato mentre in auto con un 35enne albanese residente a Veggiano stava andando proprio all'indirizzo di destinazione del pacco per ritirare la droga. Alla vista dei militari, i due hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. Dalla perquisizione nella casa di Padova del Romeno sono saltati fuori anche una ventina di grammi di MDMA, pericolosa droga sintetica, e 4.500 euro in contanti. Per i due è scattato l'arresto, la droga e i contanti sono stati sequestrati.